Petroli Lorenzoni, Damin Paisan, Candioli, Canali, Sardi, Greder, Franchi, Flaim. Queste le atlete appena partite per i 1500 metri donne. Vediamo che, come da pronostico, Lorenza Canali è partita si passaggio rispetto al gruppo delle inseguitrici, atleta di caratura nazionale, farà gara in solitaria alla ricerca di uno stadio di casa di Loreto. Passaggio vediamo al secondo posto Chiara Flaim dell'Atletica Valle di Non Sole, guida il gruppetto delle inseguitrici. Gabriele Prandi, Michele Navacino di portarsi uno e 43 circa il passaggio 600. Gara in solitaria, il giro della conclusione di questo 1500 metri donne. In 2 minuti e 22 secondi per la battistrada Lorenza Canali. Passaggio a 1259, 3 minuti, ultimi 500 per Lorenza Canali. Ultimo giro per Lorenza Canali. Al secondo posto si è portata Lobna Sardi dell'Atletica Valle di Cembra. Verso gli ultimi 200 di questo 1500. Vediamo l'ampia paicata dell'atleta di Castione. Riceve l'applauso nel rettilineo conclusivo. Stringe i denti e va ad agguantare un buon risultato con questa gara in solitaria, mentre per il secondo posto vediamo Lobna Sardi dell'Atletica Valle di Cembra. Si aggiudica la seconda posizione con ampio margine rispetto alla terza classificata, che arriva in questo momento Benedetta Paisan, Atletica Trento. È tutto pronto nei pressi del podio. Tina Tonesini, atleta azzurra nel mezzofondo. Al terzo posto si è classificata Sabrina Cristoforetti per la Quercia Trentingrana con il tempo di 1:01:46. Al secondo posto Silvia Galvan, GS Valsugana Trentino.